combatte, accanto a noi sarà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Oh, oh. Accanto a noi sarà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito son nel nome di Gesù. L'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù.
Lodiamo il Signore, alziamo le nostre voci per lodarlo, per innalzarlo, per ringraziarlo. Vogliamo essere grati al Signore per questo giorno di vita che ci ha dato, perché siamo qui insieme a lodare il suo nome. Lodiamolo, adoriamolo, innalziamolo, diciamo le parole che volete dire a qualcuno che amate. Lodiamolo, sei degno, Signore. Grazie. Glorioso Salvatore, Divino Redentor, mi prostrerò davanti a te. Benedetto Figlio di Dio, meraviglioso Re di Sion, ti adorerò e così dichiarerò: sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre, Gesù Signor, tu governi su tutta la creazione, o agnello immolato, tu sei il Signor, le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benedirà, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Glorioso Salvatore, Divino Redentor, mi prostrerò davanti a te. Benedetto Figlio di Dio, meraviglioso Re di Sion, ti adorerò e così dichiarerò: sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre, Gesù Signor, tu governi su
Gesù Signor, tu governi su tutta la creazione, oh agnello immolato, tu sei Signor, le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benediranno, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Sei il Re del cielo, eterno Dio, esaltato per sempre. Gesù Signor, tu governi su tutta la creazione, oh agnello immolato, tu sei Signor, le nazioni intere si prostreranno, il tuo nome in eterno benedirà, la tua gloria per sempre ci riempirà e vedremo la tua forza e maestà. Fa di me un vaso per te, un cuore che ti possa servire, un vaso per la gloria tua, Signore, riempilo di te che sei il mio Re. Niente c'è in me che può piacerti mai, solo tu puoi fare di me un vaso per la gloria tua, Signore, adatto per servire te che sei il Re. Signore, fa di me un vaso nuovo e riempilo di te. Argilla sono in mano tua e sei come un saggio formatore, un vaso nuovo fa di me, Signore. Fa di me
nuova fa di me, Signore. Io voglio essere un vaso del tuo amor. Io voglio essere come te. Io voglio essere come te. Io voglio essere come te. Io voglio essere un vaso del tuo amor. Io voglio essere come te. Io voglio essere come te. Io voglio essere come te. Quanti sono venuti per ascoltare la parola di Dio? Wow! Quelli che non alzano la mano, piano piano potete uscire, non vi preoccupate, tranquillamente, nessuno vi dice niente, restano solo quelli che... Sapete cosa dice la parola di Dio? La parola di Dio cade dove? C'è un seminatore che è uscito a seminare. E cosa dice la scrittura? Dice che questo seme, uno cadde in luoghi rocciosi, un altro cadde in un altro posto, un altro in un altro posto, dove non poteva portare frutto. Ma dice uno poi cadde in un terreno fertile, dove quel seme portò frutto. E allora quanti sono pronti ad ascoltare la parola di Dio questa mattina? Wow! Dovevo fare tutto questo preambolo prima di dire questo. Ascoltare la parola di Dio. Non siamo altro che seminatori della parola di Dio. Tutto quello che noi abbiamo è semplicemente l'autorità da parte di Dio di predicare la parola. E quello che dobbiamo fare noi, me lo sentite dire spesso, quello che dobbiamo fare è non dire oltre ciò che è scritto. Non far dire alla parola di Dio ciò che la parola di Dio non dice. Non montare nessuno religiosamente. Non creare dei delle false piante. Il Signore vuole delle piante vere. Le piante si vedono da lontano, quando le vedi dici mamma mia, quella è bellissima, poi vai a toccarla da vicino e dici ma è finta. Che delusione, vero? Il Signore vuole in mezzo al suo popolo uomini e donne vere. E per fare questo devono bere alla fonte che è la parola di Dio, che è la linfa per ognuno di noi, la vera linfa. E quindi noi che predichiamo dobbiamo fare attenzione a non vendere fumo, non vendere illusioni, non far dire alla parola di Dio quello che non dice. Quante predicazioni ascolto, quanti messaggi che ascolto da persone che personalmente credo che non hanno neanche una conoscenza della parola di Dio. E quindi illudono, e quindi crescono, fanno crescere i membri di quella chiesa, poi quando arriva un vento li butta a terra, perché non hanno le radici piantati profonda nella parola di Dio. Andiamo alla parola di Dio. Il titolo di questo messaggio di questa mattina è Sii forte e coraggioso. Wow! Sii forte e coraggioso. Vi ricordate cosa facevamo prima, no? Quando non avevamo la mascherina? Dì alla persona vicino a te, sii forte e coraggioso. Ma glielo puoi dire anche con gli occhi. Giri e guardalo e dire, sii forte e coraggioso. Alleluia!
Perché devi essere forte e coraggioso? Perché in questi tempi più che mai è importante che tu sii forte e coraggioso. Amen. Seconda Cronaca, capitolo 32, leggeremo dal versetto 1 al versetto 8. Seconda Cronaca, capitolo 32, dal versetto 1 al versetto 8. La parola di Dio inizia così. Avete preso tutti? Vi portate la Bibbia, sì, quando venite in chiesa? La prossima volta devo dire a Carmela, che è lì davanti, anche chi c'è insieme a Carmela che fa l'accoglienza. Mi sembra che ci sia Karen. Verificate se hanno la Bibbia all'entrata. Hai la Bibbia? No, valla a prendere, se no te la diamo noi. Ma adesso molti hanno lo smartphone, altri hanno l'iPad, altri hanno, oramai la Bibbia adesso è dappertutto. Ma com'è bello avere ancora la Sacra Scrittura in mano, scritta, dove tu puoi prendere gli appunti. Ricordo un funerale che io feci di un fratello in questa comunità, che frequentava questa comunità, quando andai al posto dove lui era lì e trovai la sua Bibbia. Chiesi alla moglie se potevo portarmela a casa, la Bibbia, e la moglie mi disse: certo, te la puoi portare a casa. E per mia grande sorpresa trovai in mezzo alla Bibbia gli appunti dove c'era scritto la predica del pastore fatta il giorno tale e tale, dove il Signore mi ha parlato. La predica del fratello tale e tale che ha parlato il mio cuore in quella cosa, e che sottolineava il verso dove l'aveva parlata. La Bibbia era piena di quei versetti, quei fogliettini all'interno. Che bello quando noi ci lasciamo parlare dalla parola di Dio. Perché sappi questo, che è l'unica che ti dà la forza per affrontare il domani. Amen. Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sannecherib, re di Assiria, entrò in Giuda e cinse d'assedio le città fortificate, con l'intenzione di impadronirsene. Quando Ezechia vide che Sannecherib era giunto con il proposito di attaccare Gerusalemme, decise con i suoi principi e con i suoi uomini valorosi di chiudere le acque delle sorgenti che erano fuori dalla città, ed essi gli prestarono aiuto. Voglio sottolineare una cosa molto importante. Una piccola parte la voglio sottolineare subito, altrimenti mi dimentico. Con chi decise Ezechia? Chi furono quelli che l'aiutarono? Cosa troviamo scritto qui? Decise con i suoi principi. Cosa ci ha fatto il Signore? Sacerdoti e re. E con i suoi uomini valorosi. Sottolinea nella tua mente, uomini valorosi. E poi ci andremo il perché. Di chiudere le acque delle sorgenti che erano fuori dalla città, ed essi gli prestarono aiuto. Così si radunò un gran numero di gente e chiusero tutte le sorgenti e il torrente. Che bello! Quando Dio parla e c'è un numero di gente che partecipa all'azione della Chiesa. Che bello quando c'è un numero di gente che partecipa all'azione della Chiesa. Ho scritto in settimana, 2 volte l'ho scritto. Quanti leggono i messaggi che metto sopra Che cosa ho scritto? Quanti desiderano ringraziare il Signore domenica? Passano 3 giorni. Ieri sera mi sembra, o venerdì sera, ho scritto di nuovo. Con un versetto, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. È quello che chiede il Signore. Il Signore dice: invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Ha fatto qualcosa per te il Signore? Ha fatto qualcosa per te il Signore? O è in sciopero il Signore?
C'è un motivo per ringraziare il Signore, sì o no? Io avrei dovuto dire a tutti quelli che mi avrebbero, guarda, questa domenica no, perché già ne ho 3, perché già ne ho 4, perché ho diversi che si sono prenotati, perché il tempo è quello che è. Nessuno. Così si radunò un gran numero di gente e chiusero le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese, dicendo: perché il re di Assirio dovrebbe venire a trovare acqua in abbondanza? Ezechia allora prese coraggio e costruì tutte le mura diroccate che vi eresse torri, e al di fuori costituì un altro muro. Fortificò pure Millo nella città di Davide e fece fare un gran numero di lance e scudi. Stabilì dei capi militari sopra il popolo, li radunò presso di sé nella piazza della città e parlò al loro cuore. Dove parlò? A chi parlò? Al loro cuore. Dio quando ci parla, fratelli miei, ci parla al cuore, non parla alla mente, perché le cose entrano di qua e escono di qua. Dio parla al cuore e per parlare al cuore dobbiamo fare attenzione a quello che dice. Prima di tutto dobbiamo amarlo. Siate forti e coraggiosi, ecco il titolo del messaggio. Siate forti e coraggiosi e non temete e non vi sgomentate davanti al re di Assiria e davanti alla moltitudine che è insieme a lui, perché con noi c'è uno più grande che con lui. Grazie per questi 2 amen. Con lui vi è un braccio di carne, ma con noi vi è l'Eterno. Alleluia! Con lui vi è un braccio di carne, ma con voi vi è l'Eterno. Con noi vi è l'Eterno, il nostro Dio, per soccorrerci e per combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Andiamo un attimo a vedere chi era questo re. Chi era Ezechia? Ezechia era un figlio di un re terribile, tremendo, uno dei re più terribili che ci sono stato nel popolo di Giuda, popolo di Israele. Suo padre era Agazia, un popolo terribile, un uomo terribile che ne ha fatte di tutti i colori. Se voi leggete, è scritto che il peggiore re che aveva commesso ogni sorta di infedeltà contro il Signore fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le pratiche abominevoli delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Lo troverete nel capitolo 29. Offriva sacrifici ai Baal, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio, chiuse le porte della casa del Signore, offriva incenso ad altri dei e provocò l'ira di Dio. Questo Ezechia crebbe con un padre così. Aveva un padre che gli aveva dato questo esempio. Ora, per quanti predicano o per quelli che credono nella maledizione generazionale, questo è uno dei passi dove fa cadere l'ideologia dei peccati generazionali. Perché Ezechia forse ne doveva pagare il prezzo dei peccati di suo padre. Siete d'accordo con me o no? Ma Ezechia, sapete cosa fa? Ezechia si toglie di dosso la polvere, si scuote la polvere. Quindi quello che voglio dirti questa mattina, qualsiasi cosa sia accaduta nella tua casa, nella tua famiglia, nei tuoi parenti, nei tuoi nonni, nei tuoi bisnonni, tutto quello che c'è dietro, tu fai la differenza, perché sei tu che vuoi fare la differenza. Sarai tu che fai la differenza. Ezechia aveva una madre, Abia. Abia era la figlia di un sacerdote. Provate a immaginare, figlia di un sacerdote che si sposa con un uomo che è uno dei più terribili uomini sulla faccia della terra, fa passare i figli attraverso il fuoco. E chissà come mai non è passato Ezechia attraverso il fuoco. Ma proprio per questa mamma che aveva il padre che era un sacerdote, aveva dato gli insegnamenti ad Ezechia della parola di Dio.
l'aveva fatto crescere nelle vie del Signore. Potrei avere un marito, potrei avere una persona vicina che non ama il Signore, ma tu fa crescere i tuoi figli nelle vie del Signore. Inculca nella testa del fanciullo la via che deve seguire e quando sarà grande non si dipartirà da esso. E chi lo sa questo figlio che cosa può diventare? Potrà diventare un profeta, potrà diventare un grande servo di Dio. Ezechia fece questo. Ed è bellissimo quello che noi troviamo scritto qui, è bella la parola di Dio. Quanti sono d'accordo che è bella la parola di Dio? Guardate che meraviglia, come inizia questo verso? Inizia dopo queste cose. Quale cose? Dopo queste cose abbiamo iniziato il capitolo 32. Quale cose? Che lui ricostruì il Tempio. Lui ricostruì l'adorazione al Signore. Lui mise insieme i sacerdoti. Quando iniziò a regnare, lui costruì, dal versetto 29, 1 e 10, dice che egli purificò il Tempio e ristabilì il culto al Signore. Venite con me al capitolo 29. Gloria a Dio, vedete questo ragazzo. Ezechia aveva 25 anni quando iniziò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, in tutto come aveva fatto Davide suo padre. Il primo anno del suo regno, nel primo mese, egli aperse le porte della casa dell'Eterno, che restaurò. Poi fece venire i sacerdoti, i leviti, e li radunò in piazza Oriente e disse: ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi e santificate la casa dell'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondizia. Portate fuori ogni immondizia. E possiamo andare avanti. Quello che voglio dirti questa mattina è questo: che nel momento in cui tu purifichi il tuo tempio, cioè la tua vita, e porti fuori ogni immondizia dalla tua vita, sarai attaccato. Sarai subito attaccato dal diavolo. Te lo voglio dire subito. Quanti hanno fatto il battesimo in acqua? Quanti hanno deciso di fare un battesimo in acqua? Per favore, mi potete dire che cosa è successo la settimana prima che facessi il battesimo in acqua? Te lo ricordi? Alcuni mi telefonavano: pastore, di tutto e di più. Perché quando tu ti schieri dalla parte di Dio, il nemico, che non sei più suo, hai fatto una scelta, lui ti farà guerra. E così è avvenuto. Dopo queste cose, quando Ezechia ha fatto tutto questo, ha purificato il Tempio, ha messo in ordine il culto al Signore, ecco che questo uomo Sannecherib, sapete cosa significa Sannecherib? Figlio della luna. Quanti consultano la luna? Le stelle? Oggi le stelle mi dicono. Oggi la... Vabbè, questa è un'altra predicazione. Subito viene attaccato. Ma Ezechia, in tutto questo, Ezechia non si scoraggia. Non solo non si scoraggia, ma incoraggia il popolo. Fratelli, noi oggi come oggi, più che mai, abbiamo bisogno di uomini e donne che incoraggiano il popolo di Dio, che incoraggiano le persone vicine. Quante persone conosci che stanno vivendo nel terrore, nella paura di uscire, di affrontare paura, panico? L'altra domenica, non domenica scorsa che non ho predicato io, ho predicato il fratello Bosi, pastore Bosi, ma l'altra domenica, vi ricordate, proprio questo mi sono concentrato, che noi dobbiamo comunque predicare perché Dio ci ha dato un mandato, la forza. Noi abbiamo potenza, abbiamo forza. Noi non apparteniamo a questo regno, fratelli miei, noi apparteniamo al regno dei cieli. E il nostro Signore è vivente. Gloria a Dio. Ma vedete che cosa dice il versetto 10 del capitolo 32? Scusatemi, il capitolo 10 del versetto 29. Gloria a Gesù. Alleluia.
capitolo 29, il versetto 10. Ma ora io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, il Dio di Israele, affinché l'ardore della sua ira si allontana da noi. Ma io ho in cuore di fare un patto con il Signore. Sapete, il battesimo in acqua, i nostri padri, i nostri genitori, i fratelli di un tempo, sapete come lo chiamavano il battesimo? Lo chiamavano il patto. Io faccio un patto con Dio. Io ho fatto un patto con Dio. Il battesimo era un patto con Dio. Quando io presi la Bibbia di mio papà, quando papà andò con il Signore, c'era scritto proprio patto con Dio, ho fatto un patto con Dio. Quando scendi nell'acqua battesimale e ti vengono fatte quelle domande, sei pronto tu a servirlo, ubbidirlo, ad amarlo ogni giorno della tua vita? Sei pronto a donare la tua vita? Questo è un patto che tu fai con Dio. Sì, Signore, io credo, lo faccio. Come nel matrimonio, tu fai un patto nel matrimonio con tuo marito, è vero o non è vero? E quanti matrimoni saltano? Patti davanti agli uomini ma non davanti a Dio. Davanti a un ufficiale di stato civile ma non davanti a Dio. Io voglio provare ad andarmi a sposare al municipio ma non in chiesa. Noi dovremmo prima avere il timore di Dio. Dovremmo prima dire: Signore, ma è questa la moglie che tu mi hai messo a fianco? Ma è questo il marito che tu mi hai messo a fianco? Ecco perché i matrimoni falliscono. Poi dopo andiamo a Dio. E grazie a Dio che troviamo sempre il Signore con le braccia aperte che ci viene a prendere e ci dice: vieni qua, figlio mio. Anche le scelte sbagliate che a volte facciamo. Com'è importante. Ezechia non si scoraggia, non solo non si scoraggia, ma incoraggia il popolo a confidare in Dio. Non temete, perché con noi c'è uno più grande dell'esercito della Siria. E se voi vedete l'esercito della Siria, andate a leggere, erano tre volte di più di loro. Quindi affrontare una battaglia con la Siria era dire: vado a morte sicuro. Ma Ezechia sapeva in chi stava confidando. E allora Ezechia dice: non li temete, non avete paura. E abbiamo letto proprio il finale del versetto 8. Essi ebbero pace, ebbero tranquillità. Vi ricordate quante volte Gesù si è avvicinato a qualcuno e ha detto: non temere, non temere, non avere paura? Vi ricordate quante volte è scritto nella Bibbia non temere? 366. C'è anche per l'anno bisestile, non temere. Ogni giorno il Signore ti dice a te, mi dice a me: non temere. Non temere. Hai sentito tu il Signore che ti ha detto mai non temere? Hai mai sentito la voce del Signore che proprio vicino tu hai sentito mentre stavi vivendo una situazione così difficile che dovevi affrontare? Hai sentito quella pace dentro di te che ti dice non temere. Signore, grazie per quante volte me l'hai fatto sentire a me. Mentre andavo in qualche posto a visitare qualche famiglia, qualcuno che era successo. Signore, adesso cosa gli dico? Non temere. Non temere. Perché il nostro Dio è vivente. Mamma mia, come vorrei sentire la Chiesa urlare. Così lo sentono anche a casa. Sapete che non abbiamo i microfoni in chiesa, no? Però se voi urlate lo sentono anche quelli che sono sopra. Alleluia. C'è una domanda che mi sono posto. Ma non bastava dire, come Ezechia ha detto, non temete perché Dio è con noi. Bastava dire questo, no? Bastava dire questo, siete d'accordo? Non temete. Sì, sta venendo il popolo a farci guerra, sta venendo la Siria a farci guerra, ma perché? Per quale ragione? Ezechia invece gli dice a loro che dovevano fare qualcosa, dovevano fare qualcosa di importante. Egli riedificò gli altri luoghi che Ezechia suo padre aveva, scusatemi, il capitolo 32, dice così: siate forti e coraggiosi, versetto 7, non temete, non vi sgomentate davanti al re di Siria e davanti alla moltitudine che è insieme a lui, perché
con noi c'è uno più grande di colui che è con lui. Con lui vi è un braccio di carne, ma con noi vi è l'Eterno, il nostro Dio, per soccorrerci e per combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole del re. Dopo questo, Sannecherib, re di Assiria, mentre si trovava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servi a Gerusalemme a dire ad Ezechia, re di Giuda, e a tutti quei di Giuda che si trovavano a Gerusalemme: così parla Sannecherib, re di Assiria. E in che cosa confidate? In Manassa e in assedio di Gerusalemme? Non sta a Ezechia ad ingannarvi. Vedete come il nemico mette scompiglio in mezzo al popolo, a dire: ma voi credete ancora questo? Non sarà lui che vi libererà. Ma era vero che non era lui che lo liberava, perché chi liberava il popolo era Dio, non era Ezechia. Ma in questo è importante che noi vediamo che Ezechia invita il popolo all'azione. Ezechia invita il popolo all'azione. Sì, abbiamo ricevuto questo, c'è un attacco contro di noi, ma dobbiamo metterci all'opera. Non bastava dire: il Signore è colui che ci preserverà, il Signore è colui che ci difenderà, Dio è con noi, con loro c'è un braccio di uomo, con noi c'è il Signore l'Eterno. Non bastava dire questo, no, non bastava dire questo, perché ti voglio dire questo: Dio si muoverà quando tu ti muoverai. Dio si muove quando tu ti muovi. Lui è con te quando tu ti muovi. Se tu lo aspetti sul divano a braccia incrociate, Dio farà, Dio non farà mai niente per te. Quello che Dio farà è quando tu ti metti in azione. E allora ecco una moltitudine che si alza, ecco una moltitudine che va avanti e si mette in azione. E che cosa avviene? Avviene una vittoria meravigliosa, incredibile, perché Dio vuole che noi andiamo in azione. Che noi ci smuoviamo dalla nostra condizione. Voglio dirti questo: quello che il nemico vuole, non farti muovere. Sai perché? Perché sa che tu puoi essere uno strumento valido nelle mani di Dio. Puoi essere una bomba atomica. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Senza lo Spirito Santo non possiamo essere testimoni di Cristo. Cosa andiamo a raccontare agli altri? Quanti sono stati benedetti dallo studio di giovedì? Poi giovedì prossimo faremo una seconda lezione, prove e tentazioni, anche essere usati, essere provati per essere approvati da Dio. Le prove che vengono sulla nostra vita hanno un significato nella nostra vita. Ma il re Ezechia e il profeta, ecco la tattica del successo dell'Assiria, ecco la tattica del successo sull'Assiria. Questa è la tattica del successo. Sapete qual è la tattica del nostro successo? Lo dovreste sapere tutti. Qual è la tattica del nostro successo? 20-23, 32-20-23. Ma il re Ezechia e il profeta Isai, figli di Amos, pregarono a questo proposito e gridarono al cielo. Qual è la tattica vincente? È la preghiera. La preghiera è la tattica vincente. Quando ci troviamo a martedì sera, quanti sono qui a pregare al martedì sera? La preghiera è l'arma che Dio ci ha dato e non c'è altro, c'è poco da fare. E quello che trascurano tutte le chiese in generale è proprio la preghiera. È proprio l'arma più efficace che Dio ci ha dato, la preghiera. Ed è quella che viene trascurata di più nel popolo di Dio. Sapete perché? Perché non ci crediamo. Allora l'Eterno, guardate,
Cosa hanno fatto? Il re di Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amos, pregarono a questo proposito e gridarono al cielo. Allora l'Eterno mandò un angelo che sterminò tutti gli uomini forti e valorosi e i principi e i capi dell'accampamento del re di Assiria. Questi tornò al suo paese coperto di vergogna. Allora l'Eterno mosse, allora l'Eterno si muoverà in mezzo a noi, quando la Chiesa capirà che la preghiera è l'arma potente. Ma a me piace come predica il pastore Gianni, a me piace la sua predicazione. Non ti farà niente, non cambierà la tua posizione. Nessun uomo potrà cambiare la tua posizione. Nessun grande evangelista, profeta, dottore, pastore potrà mai cambiare la tua vita. Quello che cambierà la tua vita è la preghiera. Lasciatemi urlare. È la preghiera. Con chi si unì? Alleluia. Essi parlarono contro Dio di Gerusalemme, come contro degli dei dei popoli della terra, il versetto 19 del capitolo 32, e sono opera di mano d'uomo. Ma il re Ezechia, fratelli miei, quante chiacchiere che sento sul Covid, su questo, su quell'altro. Dovremmo fare questo, bisognerebbe scendere in piazza. E chi vuole andare con la spada? E chi vuole andare con i fucili? E chi vuole fare una guerra? Quello che cambierà la situazione è quello che Dio ha dato alla Chiesa. Dio ha dato la potente arma della preghiera. La preghiera cambia le cose. La preghiera cambierà tuo marito, la preghiera cambierà tua moglie, la preghiera cambierà i tuoi figli. Mio padre e mia madre hanno pregato per anni, per i miei fratelli che non volevano ascoltare la parola di Dio. Per anni mio papà è andato con il Signore e non l'ha visto, ma dopo la morte di papà 2 dei miei fratelli hanno accettato Gesù quale Signore e Salvatore. Lo deridevano, ma papà si alzava dalle 5 del mattino fino alle 7, si metteva lì in ginocchio e nessuno di noi poteva passare nella stanza per andare in cucina, perché noi avevamo 3 stanze e per forza di là dovevi passare, ma non potevamo andare perché papà stava pregando per i figli. E quando mio fratello ha dato il cuore al Signore in quel giorno, c'ero io, l'ho visto con i miei occhi, si è inginocchiato. Per anni ha preso in giro mio padre, ma mio padre ha insistito e ha detto: ecco la profezia che papà aveva ricevuto dal Signore. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E lui diceva: Signore, questa è la tua parola. E quando abbiamo preso la Bibbia di papà, c'erano i nomi dei figli che non erano ancora convertiti e lui pregava costantemente, perché l'arma della preghiera è potente. È lì dove il Signore ti vuole. Il Signore ti vuole a casa sua, a casa tua, ti vuole nella tua stanzetta segreta. È lì dove il Signore ti sta aspettando. È lì dove tu riceverai le tue vittorie, le tue battaglie e uscirai da quella stanza come non eri mai prima. Quanta dottrina abbiamo ricevuto, quanti insegnamenti abbiamo ricevuto. Conosco fratelli che conoscono la Bibbia dal Genesi, primo libro del Genere, Apocalisse, studiano e poi quando arriva una piccola prova vanno sottoterra. Sapete perché? Perché non c'è un rapporto intimo con il Signore. Questa qui deve essere la nostra vita. Questa deve essere la parola che si deve fare carne in noi. Si deve fare carne in noi. Dobbiamo conoscere perfettamente la parola di Dio. Dobbiamo vincere, come ho detto giovedì, il nemico con la parola di Dio. Alleluia.
Il profeta Isaia, i figli di Amos, pregarono a questo proposito, gridarono in cielo. Allora l'Eterno mandò un angelo che sterminò tutti gli uomini forti e valorosi e i principi e i capi dell'accampamento del re d'Assirio. Questo ritornò nel suo paese coperto di vergogna, entrò quindi nel tempio del suo Dio, dove i suoi figli stessi lo uccisero con la spada. Così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sannecherib, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri lì, e li protesse tutto intorno. Molti portarono offerte all'Eterno a Gerusalemme, oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda, e da allora fu magnificato agli occhi di tutte le nazioni. Dio è con noi quando noi siamo uniti a Lui. E lottiamo in preghiera. E lottiamo in preghiera. Sono 21 anni di ministero pastorale. 21 anni di ministero pastorale. Queste predicazioni ne ho fatte a decine, se non a centinaia. Vorrei vedere un popolo, la Chiesa di Marostica, unita in preghiera, perché io voglio vedere la gloria di Dio, fratelli miei. Perché io voglio vedere una trasformazione nelle nostre città. Una Chiesa che prende autorità in una città. La parola di Dio dice: pregate per il bene della città dove io vi ho posto, perché essi riceveranno bene attraverso di voi. Paura. Anche noi siamo presi da paura. Siamo presi da cosa accadrà, cosa succederà, cosa mi accadrà. Siate forti e coraggiosi, voglio dirti questa mattina. Ascoltami, io non so quanto tempo Dio mi darà da vivere, ma voglio ricordarti questo. Siate forti e coraggiosi, fratelli miei. Se non vi ricordate nessuna delle mie predicazioni, ricordatevi questa. Siate forti e coraggiosi, fratelli. Non temete, non abbiate paura davanti a quello che sta succedendo oggi. A quello che sta succedendo oggi e quello che accadrà domani o dopodomani, non ci importa. La parola di Dio ci dice: non temere e non abbiate paura davanti a quello che sta succedendo oggi, perché con noi c'è uno più grande di colui che è nel mondo. Quelli che non hanno il Signore confidano in braccio di carne, ma con noi vi è l'Eterno, il nostro Dio, per soccorrerci e per combattere le nostre battaglie. Amen. Dio è con noi. E allora una Chiesa vittoriosa, una Chiesa che realizza che il Signore è con noi. Quante volte lo cantiamo: Dio è con noi, Dio è con noi, Dio è con noi. Ma se lo realizzassimo realmente che Dio è con noi, fratelli miei, noi cammineremo, ci alzeremo da terra 10 metri. Perché Dio è colui che difende i suoi figli. È quello che voglio dirti questa mattina, e te lo dico con tutto il cuore. Sappi questo. Quante volte me l'avete sentito dire, ma ve lo dico ancora. Sappi questo, che l'ultima parola sulla tua vita ce l'ha il Signore. Se tu hai dato la tua vita al Signore, l'ultima parola della tua vita ce l'ha il Signore, non ce l'ha nessun uomo sulla faccia della terra. Non ce l'ha nessun dottore dei dottori, medici dei medici e chi vogliamo mettere sopra. L'ultima parola sulla tua vita ce l'ha il Signore. E Lui sa quando tu devi tornare a casa. Lui conosce tutti i miei giorni e sa quando devo tornare a casa. E allora io non ho paura di nulla, perché la mia vita è nelle mani del Signore, perché il mio domani è nelle mani del Signore. Ed è bellissimo, fratelli miei, ed è questa la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo. Mentre stavamo lì, mi veniva di cantare quel cantico che abbiamo cantato pochi tempo fa. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Tu hai scelto me dal ventre di mia madre. Gloria a Dio, alleluia. Con me ha fatto così, mi ha scelto dal ventre di mia madre.
Io sono nato nella fede, cresciuto nella fede. Quindi chi più di me può cantare questo inno? Tu hai scelto me, Signore, gloria a Dio. Dalle paure non sono più schiavo, il mondo vive nella paura, ma la Chiesa di Gesù Cristo, che ha ricevuto Gesù Cristo, non confida nell'uomo, ma confida nell'Eterno. E questa mattina io ti voglio lasciare con questo pensiero. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Ascolta bene, mentre per favore tenete chiusi i vostri occhi, non voglio mandare nessuno a casa questa mattina, purtroppo devo fare questo appello. Se questo messaggio questa mattina è stato per te, ha toccato il tuo cuore, ha scosso la tua anima, per favore alza la mano lì dove sei. Per favore alza la mano lì dove sei. Gloria a Dio per queste mani. Grazie per queste mani. Alleluia, grazie per queste mani che sono in alto. Per favore tieni ancora la mano in alto. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Signore, grazie per la tua parola. Signore, grazie per il tuo Santo Spirito che questa mattina ha parlato ai nostri cuori, in modo particolare ai cuori di queste mani alzate. Signore, che questa mattina loro possono per fede avere la certezza che tu sei con loro, che tu, Signore, non li hai abbandonati e non li abbandoni. Signore, che le battaglie loro sono le tue battaglie e che tu, Signore, le vincerai per loro. Ma loro questa mattina fanno un patto con te, fanno un nuovo patto con te, quello che desiderano servirti. Amen. Voi che avete alzato la mano, siete pronti a rialzarla di nuovo? Alzare la mano e dire: Signore, io questa mattina voglio fare un patto con te, voglio servirti. E tu che non hai alzato la mano, ma questa mattina ti senti di servire il Signore, vuoi alzare anche tu la mano per dire: Signore, io voglio servire te, costi quel che costi. Amen. Signore, costi quel che costi, io voglio servire te. Io ti ringrazio che mi hai mandato Gesù a salvarmi. Grazie perché Lui vive e io vivo, Signore. E non voglio più vivere nella paura, non voglio più vivere secondo il pensiero e il concetto dell'uomo, ma io voglio vivere secondo l'ordinamento della tua parola, perché la tua parola è quella che mi vivifica, la tua parola è una lampada sul mio cammino. Amen. Vedrai che il Signore questa mattina afferrerà la tua mano e da questo momento, da quando tu uscirai da questo locale, tu sentirai una presenza particolare nella tua vita. Il Signore ti aspetta nella tua cameretta e ti aspetta nella comunione fraterna, nella preghiera di intercessione. Perché la Chiesa può cambiare le situazioni intorno a noi, fratelli. Solo la preghiera è l'arma vincente, perché Dio manderà il suo angelo. Manderà il suo angelo. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Questa mattina stavo proprio considerando quel verso che dice: ma quelli che sperano nell'Eterno. Gloria a Dio. Ma quelli che sperano nell'Eterno. Ma quelli che sperano nell'Eterno. Alleluia. Sei tu anche uno di quelli che spera nell'Eterno? Alleluia, puoi uscire da questo culto lodando e glorificando il Signore e dire: Signore, grazie perché io spero in te. Si alzeranno a volo come aquile, gloria a Dio. Alleluia, amen. Dio ti benedica, buona domenica. A martedì sera allora e a giovedì allo studio biblico. Dio ti benedica.